Il sogno di Beatrice supera i confini di Bassano e raggiunge Rossano Veneto, dove il sindaco Morena Martini, sensibile all'appello di Rete Veneta, ha messo mano al bilancio comunale, dotando i parchi cittadini di giostre inclusive. In tutti i parchi di Rossano le giostre che compreremo saranno tutte di natura inclusiva. Accanto alle giostre storiche, ai giochi storici che ci sono già, sono arrivate le prime giostre inclusive sia nel parco a Mottinello, c'è già una pecorella installata, ma c'è già la struttura per ospitare anche il grande cestone. All'interno di Parco Sebellin il cestone c'è da parecchio tempo e aspettiamo che finisca la sagra di Sant'Antonio per montare la giostra cestone anche all'interno di quartiere Pesse. Una scelta importante, quella dell'amministrazione Martini, che per realizzare il progetto ha investito una cifra significativa del suo bilancio. È una questione di scelte, è vero che risorse ce ne sono poche, noi abbiamo investito quasi 20.000 euro nell'acquisto di giochi nuovi per i nostri parchi, giochi sicuri, abbiamo optato per dei giochi con materiali che non si distruggono con il tempo ed è una questione di scelta politica, uno decide dove investire i soldi dei propri cittadini. E Morena Martini non ha avuto dubbi, decidendo di dare risposte concrete al sogno di Beatrice. Se in una città esistesse anche solo un bambino con disabilità, questo bambino ha diritto, come gli altri e più degli altri, di potersi divertire con dei giochi sicuri in parchi, giochi messi in sicurezza.